Buonasera, buonasera a tutti, grazie per essere qui, mi sentite? Molto bene. Bene, grazie ai nostri musicisti, a Fabio Reggio e alle tastiere, a Davide Furlanetto che ci hanno introdotti con questo stacchetto musicale. Bene, come dire, sono felicissima di essere qui con voi, vi ringrazio anche il Museo M9 che oggi ci ospita, perché come voi sapete è un momento un po' delicato, però siamo comunque riusciti a raggiungere questo splendido traguardo. Io sono, come dire, felicissima ed emozionatissima e vi do di cuore il benvenuto a questa prima edizione del Premio Letterario Mestre di Narrativa. E questo premio letterario ha una specifica, ovvero legato al racconto breve. Entro subito nel merito di questa magnifica iniziativa culturale, dicendovi che lo scopo di questo premio è innanzitutto quello di far avvicinare i giovani alla scrittura, nel senso di dare loro la possibilità di valutare altre possibilità di comunicazione e dall'altro anche quello di promuovere e valorizzare autori segnalandoli a un pubblico di lettori. Il tema di quest'anno è un tema particolare, è le mie strade, volutamente scelto perché lascia una duplice interpretazione. Le strade possono essere le strade metropolitane, quelle che quotidianamente percorriamo per recarci al lavoro, a scuola, un viaggio, ma possono anche essere le strade, i percorsi dell'anima. E quindi si è voluto lasciare, come dire, la libertà a coloro i quali hanno deciso, peraltro numerosissimi, di partecipare a questo premio, di decidere in quale indirizzo emotivo dare al proprio racconto. Questo premio si divide in due sezioni, c'è una sezione giovani, che è appunto quella che vi dicevo, ha visto il coinvolgimento degli istituti scolastici, dell'ordine dei giornalisti, i quali, credetemi, nei mesi scorsi hanno fatto diversi incontri con questi ragazzi proprio per poter parlare con loro direttamente, dando consigli, orientandoli, nella misura in cui questi giovani poi avessero voluto partecipare a questo premio. E poi una sezione over 25, che è quella che poi ovviamente vedrà le persone che già magari hanno affrontato il loro percorso letterario, eccetera. Come vi dicevo, sono stati tantissimi coloro i quali hanno aderito a questo premio, ben 113, e soprattutto hanno dimostrato che non si tratta soltanto di un'iniziativa legata al territorio, alla nostra regione, ma da subito ha preso un respiro nazionale, perché coloro i quali hanno aderito a questa iniziativa effettivamente vengono da tutta Italia. E che dire, c'è stata una commissione di lettura coordinata da Deborah Onisto, che ha lavorato tantissimo e ha letto e valutato tutti questi splendidi racconti che sono pervenuti e ne ha identificati una decina per la sezione giovani, che vi ricordo va dai 16 ai 25 anni, e una decina per la sezione over 25. Successivamente una giuria coordinata da Fulvio Erbas ha poi scelto tra questi racconti la terna dei finalisti e ovviamente i vincitori. E la cosa magnifica è che tutti questi racconti, tutti questi 10 racconti per ciascuna sezione verranno raccolti in un'antologia che porterà il segno di questa prima edizione del Premio Mestre di Letteratura e la cui introduzione è stata scritta dal Presidente degli Ordini dei Giornalisti. Ho voluto dire questo perché volevo fosse chiaro fin dall'inizio che questa è un'impresa ambiziosissima ed è straordinaria perché ha visto la partecipazione e l'apporto prezioso di tutti e soprattutto è stata fortemente voluta e organizzata dal Circolo Veneto, in particolare nella persona di Cesare Campa, inarrestabile, che per l'ennesima volta ci ha regalato un'opportunità culturale straordinaria. Io ho spiegato la parte tecnica e ora invito qui con me Cesare perché i ringraziamenti sono moltissimi, i ringraziamenti istituzionali di tutti coloro i quali, insomma, ci hanno dato la possibilità. Prego, Cesare. Grazie al pubblico che ci segue da casa. Purtroppo noi avremmo voluto fare questa cerimonia con il pubblico, con tutti i partecipanti. Il Covid ci ha costretto a questa serie ristretta di premiazione. Per la verità il Covid ci ha fermato già 2 o 3 volte quest'anno perché questo è un concorso che avrebbe dovuto essere già svolto
e quindi so che specie i ragazzi delle scuole superiori della provincia di Venezia erano molto ansiosi e preoccupati per il fatto che si procrastinava sempre il discorso della premiazione. Ed è con piacere che stasera diciamo che abbiamo vinto anche questa sfida, anche se è una sfida in formato ridotto, ma credo che comunque lasceremo un segno. Io voglio ringraziare in maniera particolare, partirei proprio dagli insegnanti e dai professori che ci hanno seguito, dei 10 istituti della provincia di Venezia, ai quali va il nostro ringraziamento per aver coinvolto i ragazzi, soprattutto i ragazzi, in questa nostra impresa. Un ringraziamento particolare va alla giuria che poi dirà anche il proprio punto di vista. Un ringraziamento del tutto particolare va al comitato di lettura. Io non vorrei chiamarli per nome, ma credo che un unico grande applauso li accomuni tutti per il grande lavoro che hanno fatto. E poi, non per ultimo, ma perché nella processione di solito il parroco è sempre quello che chiude la processione, l'amministrazione comunale che qui ha voluto essere presente con l'assessore Mar che ci ha seguito dall'inizio, con il sindaco Brugnaro che ci ha spronato a fare questa iniziativa e che è in collegamento, sta vedendo la nostra trasmissione perché voleva essere presente, ma purtroppo gli impegni del sindaco sono sempre molteplici. Io credo di aver ringraziato tutti. È una iniziativa questa del Circolo Veneto, del premio letterario, che si affianca ad altre iniziative culturali che facciamo su Mestre. Il famoso, ormai posso dire, famoso premio Mestre di pittura, che ha raggiunto livelli per noi impensabili all'inizio, la manifestazione Acquerelli in Libertà, il premio letterario. Io vedo qui il professor Reggio, che voglio ringraziare, perché il professor Reggio ha in mente un qualcosa di bello, di particolare, vorrebbe fare un concorso anche per la musica e per i cantanti lirici. Vedremo se saremo capaci di farlo. Sono tutti tasselli, tutte piccole perle di una collana che vorremmo in qualche maniera inanellare assieme a voi. Cosa posso dire? Un grazie sincero, un grazie all'amministrazione, e visto che c'è l'assessore Mar, se mi permette le rubo il mestiere, visto che lei mi ha rubato tutta la parte, ha spiegato benissimo. Ma lei è più bravo nei saluti istituzionali. Ha spiegato benissimo il tema del concorso. Io vorrei invitare l'assessore Mar, amica fraterna, che ci ha seguito dall'inizio. E un applauso alla Mar, che è seguita dalla consigliera comunale Deborah Unisto. Procedure. Allora, buonasera a tutti. Porto i saluti del signor Sindaco che non può essere con noi. Ringrazio il Presidente Cesare Campa e ringrazio Deborah, coordinatrice di progetto, per il lavoro così splendidamente fatto anche in questi tempi difficili. Io credo una cosa, leggevo qui, ero un giovane scrittore e volevo andare lontano. A me purtroppo ho una deformazione, adesso non è più professionale, ma a me piace viaggiare, e la cultura nella vita è sempre un prezioso compagno di viaggio, è quello strumento che ci permette di interpretare la realtà. In questo caso oserei perfino dire che è un anticorpo. Ci dà la possibilità di riuscire comunque a guardare avanti. E Cesare, io devo dire la verità, come si dice, le mie strade credo che sia stata in parte anche profetica, no? Perché parlare di cultura oggi è parlare di valori, è parlare di resilienza, è guardare comunque in avanti. E io veramente ho viaggiato anche con voi. Deborah l'ha fatto più di me perché ha coordinato il gruppo di lettura. Ringrazio anche Francesco Gerardi che ci ha dato la possibilità con Venice Open Stage di avere una serata piacevolissima che ricordo in Campazzo San Sebastiano, nel porre in scena questi racconti interpretati da dei ragazzi. E comunque sia, vi dico, noi abbiamo questo anticorpo. In attesa di tempi migliori, credo che la cultura, per andare lontano, sia un ottimo compagno di viaggio. Grazie.
Grazie. Grazie Assessore, prego. Bene, ed ora vorrei invitare il Presidente della giuria, Fulvio Ervas. Presidente, buonasera, benvenuto. Buonasera. Ci racconti un po' quali sono state così... È bellissimo. Vero? Beh, insomma, voglio dire, ha un impegno importante, è stato il suo, voglio dire. Quali sono state così le linee guida che hanno coordinato la scelta di questi racconti? In cosa vi siete orientati? Beh, intanto lì l'ho fatto, insomma, l'abbiamo fatto come giuria, quindi l'abbiamo fatto come una piccola comunità, Mirto e Elettra, che sono stati fondamentali. Insomma, abbiamo letto molto, ci siamo scambiati molte opinioni, è stato importante avere poi uno sguardo, Elettra che ha uno sguardo diverso, insomma Mirto, io e te abbiamo come dire, un certo tipo di orizzonte, lei davvero è stata insomma, utilissima, quindi buona l'idea di, come dire, di avere un arco di esperienze personali ma anche culturali diverse, è stata una cosa molto buona. Abbiamo letto cose molto belle, io dico, insomma, perdonatemi, è fondamentale, non avrete bisogno del mio stimolo, è fondamentale che facciate 2, 3, 5, 8, 9 puntate, perché una città complessa, lo dico in senso alto, no? Ho insegnato 29 anni a Mestre, alta come Mestre non può non avere un premio letterario. È una città strategica in questo Veneto. Mestre ha fatto un certo tipo di Veneto ed è importante, quindi ve lo dico, insomma. Dopodiché abbiamo letto cose molto belle, alcune anche molto commoventi, alcune sono state quelle classiche letture che ti subito dici questa, no? Poi lo scopriremo. Quindi avete scoperto dei nuovi talenti fondamentalmente. Sì, la scrittura è una grande cosa perché poche cose ti permettono di capire cosa hai nella testa e come scrivere. Ti metti lì e senti che cosa sono, non so i tuoi pensieri, ma insomma la visione che hai. Quindi la scrittura da questo punto di vista aiuta sì, anche moltissimo. in una società come questa dove effettivamente la comunicazione è quasi immediata, sembra quasi che non ci siano barriere, invece poi di fatto manca proprio questa dimensione dell'introspezione individuale, del fatto di lasciarsi sedimentare le idee e poi formulare un'opinione, anche per la libertà di pensiero in questo senso. Poi sul racconto breve che esige 8.000 battute mi dicono, sì, massimo 8.000 battute dovevano essere questi racconti. È una cosa non facile, io per esempio sono un pessimo scrittore di cose brevi, invece alcuni sono stati davvero in una pagina e mezza, e dicevo insomma che la cosa fondamentale nel racconto breve è quella di avere questa capacità di avere un'idea ovviamente, bisogna avere strumenti di espressione, quindi avere un po' di tecnica narrativa. Dopodiché bisogna avere questa capacità di incendiare, cioè quando hai finito di leggere il lettore, perché uno scrittore cerca sempre un'altra mente che legga, per capire insomma davvero che cosa dice, e deve lasciarti questa sorta di stupore, no? Di aver, come dire, consumato mezz'ora, un'ora della tua vita e dici, però, caspita. E noi questa volta siamo riusciti, la ringrazio, Presidente della giuria. Assolutamente. Grazie mille, grazie. E siamo riusciti a trovare dei giovani e anche degli over 25 che ci hanno stupiti. Grazie Presidente. Bene, ora io vi lascio ad un intermezzo musicale, grazie ai nostri splendidi musicisti, e poi entreremo nel vivo della premiazione di questa serata. Grazie. Bene, ora iniziamo con la categoria over 25 e presenteremo i nomi dei primi finalisti o premiati. E non so se in sovraimpressione dovrebbero andare i nomi mentre io li leggo. E sono Tommaso Cartucci, Non finirà mai.
La strada verso Antiochia di Alberto Barbaresco. Enzo Tataranni, Le strade di Aldo. Diego Ponzin, Le strade di Lupo. Virginio Gracci, Da Oban a Iona. Andrea Checconi Sbaraglini, 14 secondi. Paola Brussato, A senso unico. Ecco, questi sono, diciamo, i primi dei racconti dei 10 che sono stati selezionati dal comitato di lettura. Ed ora arriviamo alla terna dei finalisti. Io sto per annunciare qui, per il premio letterario di Mestre 2020, il terzo classificato per la categoria Over 25. E il terzo classificato è Pierluigi Tamborini e il titolo del racconto è Aria di casa per il colonnello. Complimenti, invito qui Pierluigi Tamborini e Mirto Andrighetti, membro della giuria, che consegnerà la targa. Bene, benvenuto, complimenti e congratulazioni. Ora io leggerò le motivazioni della giuria. Aria di casa per il colonnello, racconto curioso, intrigante per l'atmosfera misteriosa che si dipana un po' alla volta, ben delineato il protagonista e coinvolgenti le significanti usate per i nomi delle strade. Complimenti, consegna la targa al premio vincitore Mirto Andrighetti. Complimenti. Grazie, grazie. Grazie a Cesare che è qui con me, che così mi sostiene. Lei è fondamentale, lo sa sempre. E ad ora passiamo al... Scusatemi, ho il microfono che fa le bizze. Passiamo al secondo classificato della categoria Over 25 e leggerò il nome. Ed è Maurizio Paccagnella e il titolo del racconto è L'invisibile strada del talento. Invito qui a consegnare il premio Elettra Solignani, membro della giuria. Elettra, buonasera, ben arrivata. Salve, complimenti e congratulazioni, grazie. Ecco, mentre Elettra Solignani le consegna il premio, leggerò le motivazioni della giuria. L'invisibile strada del talento. Il gioco di relazione tra la parola invisibile e la parola talento, costruito con perizia e delicata scelta delle sequenze, produce un fuoco d'artificio quando il portatore di talento è uno dei maggiori geni della fisica di tutti i tempi. Un intelligente racconto che invita ad usare sempre più paia d'occhiali, perché il valorizzare i talenti guarisce dalle miopie sociali. Prego, complimenti e congratulazioni. Adesso Cesare venga vicino a me, insomma, voglio dire, ci avviciniamo al movimento, cioè al momento quello più... Non troppo, perché dobbiamo sempre rispettare il distanziamento. L'Elettra, che fa parte della giuria, ha vinto... L'anno scorso ha vinto... il premio Campiello Giovani. Complimenti e congratulazioni, certo. Grandissima, complimenti. Ed ora il primo classificato di questo primo premio letterario Mestre 2020 di narrativa per la sezione Over 25. Il nome è Mario Grusso e il titolo del racconto Le mie strade. Verrà qui a premiarlo il presidente della giuria Fulvio Erbas. Complimenti e congratulazioni. Grazie Fulvio. È emozionato? No, venga, la stiamo aspettando, è importante. Vero? Complimenti. A lei questo splendido riconoscimento. Leggerò ora le motivazioni della giuria. Le mie strade. Questa scrittura vanta una qualità, una semplicità lineare che dona al racconto un senso di spontaneità e naturalezza. I temi del lutto, della famiglia, della crescita personale sono sviluppati con dolcezza, in una concatenazione di immaginario e reale. Le mie strade si distingue per la sua ricchezza contenutistica. Complimenti. Complimenti, grazie. Bene, grazie, congratulazioni, grazie infinite.
Ed ora lasciamoci trasportare dalle splendide note del sax e di questa musica che ci avvolge e ci accompagna. Oh no, chiedo scusa, vedete l'emozione? Perdono, come potevo dimenticarti, ti prego, come potrò mai dimenticarmi? Perché una delle cose più belle e più importanti, credo, sia quando due arti si incontrano, e non c'è niente di più bello della voce di un attore che riesce a dare voce ed emozione e far vivere la parola scritta di un racconto. E io stavo dimenticando una cosa bellissima e straordinaria invece. Ringrazio tantissimo il nostro attore Francesco Gerardi che ci leggerà un estratto di questo splendido racconto vincitore della categoria Over 25. Grazie Francesco, a te la parola. Le mie strade. Questa è la favola di Joe. Joe, il giorno in cui nacque, strillò talmente forte il suo desiderio di vita che divertì perfino l'ostetrica. Il suo arrivo aveva fatto felici i genitori e formato la famiglia. Vivevano in campagna, dove il padre aveva ereditato un podere. Oltre a dedicarsi alla coltivazione della terra, i genitori allevavano galline, conigli e producevano miele. Quando la sera il padre tornava dai campi, il figlio lo attendeva e non appena lo vedeva gli correva incontro abbracciandolo finché il padre se lo caricava sulle spalle tenendolo con le mani callose. La madre, seduta sotto l'ombra del glicine, li osservava con occhi contenti. Joe aveva imparato a conoscere le piante, gli insetti, i periodi per la semine e per il raccolto, le api e l'impollinazione. Andava a dorso di mulo e dal gracidare delle rane capiva quando stava per arrivare la pioggia. Quando la malattia si portò via il padre, in Joe scese il buio. Si chiuse in se stesso, rifiutando di parlare, comunicava con la madre scrivendo. Lei, preoccupata, lasciò passare un po' di tempo, assecondandolo. Infine si recò alla scuola, mettendo al corrente gli insegnanti. Insieme decisero che per lui fosse bene continuare a frequentare le lezioni, così da sottrarlo ad un'ulteriore solitudine. Ma da qualche tempo Joe aveva comportamenti strani. Succedeva che nei meriggi di sole uscisse di casa e, camminando tra i campi, raggiungesse una grande quercia. In quei pomeriggi di silenzio, immerso nella natura, nella sua fantasia prendeva vita una favola con personaggi immaginari: il vecchio saggio, di nome Trionfo, il cane pastore senza nome e la quercia, Chioma, che li ospitava sotto la propria fronda. Il vecchio Trionfo gli diceva: caro Joe, le risposte alle continue domande della vita sono più vicine di quanto pensi. Osserva la maestosità della folta chioma che ci dà refrigerio. Ci sono voluti molti anni per diventare tanto bella. Lo so che sei arrabbiato, Joe, e mi dispiace tanto, ma non si può fare nulla. La vita può essere bella, ma anche crudele. Pensa anche a tua madre, a come la faccia sentire sola il tuo silenzio. Joe si fece serio. Si incamminò sulla strada di casa pensando alle parole del saggio. A scuola, per il fatto che non parlava, Joe era considerato un diverso. Sedeva su un banco doppio, chiuso nel suo silenzio. Nessuno dei suoi compagni voleva stare con lui. Una mattina il maestro si rivolse alla classe dicendo che avrebbero avuto una nuova compagna. Quando bussarono alla porta, il maestro si alzò dalla cattedra e andò ad aprire. Entrò il preside, tenendo per mano una bambina. Venne presentata la nuova arrivata, si chiamava Miriam. Veniva da un piccolo villaggio dell'Africa, dove la siccità aveva distrutto i raccolti. Molti erano stati costretti ad emigrare. Miriam prese posto a fianco di Joe e per la prima volta lui vedeva una bambina color ebano e sentiva la parola Africa. E non conoscendo la lingua, lei non parlava, era timida e smarrita. In quel banco adesso erano in due a non parlare. Durante l'intervallo il maestro era solito far scendere gli alunni nel giardino dove potevano giocare e consumare uno spuntino. Joe e Miriam facevano ricreazione assieme.
e presto diventarono inseparabili. Il fatto che nessuno dei due parlasse aveva creato tra loro una complicità e una comunicazione fatta di sguardi che andavano oltre ogni lingua convenzionale. Erano soliti sedersi sotto una betulla mentre i loro compagni si divertivano con giochi di squadra. E seduti in giardino, un giorno successe un fatto strano. Joe era certo di aver visto passare un cane bianco che scodinzolava, sicuramente senza nome. A lui non era mai successo di incontrare i suoi personaggi lontano dalla grande quercia. Rimase scosso. Dentro sé percepiva fosse il segnale di qualcosa. È tornato a casa dopo la scuola, si incamminò subito verso la grande quercia. Arrivato, alzò lo sguardo verso il fogliame, ma non vide alcunché. E rimase seduto lì sotto per ore, smarrito. Rassegnato si diresse verso casa. La madre lo aspettava sull'uscio. Ormai il sole era tramontato. Joe le corse incontro piangendo, si strinse forte a lei e con voce strozzata dai singhiozzi disse: «Mamma, ti voglio tanto bene». Aveva ripreso l'uso della parola e lei lo abbracciò forte. Complimenti a Francesco Gerardi, complimenti, grazie, grazie. Adesso sono ancora più emozionata. Bene, lascio un istante parlare la musica dedicata a questo premio letterario. Grazie. Grazie, eccomi qui. Bene, ed ora siamo pronti per avvicinarci alla seconda parte di questa serata, di questa premiazione, che vede la premiazione dei 10 racconti selezionati per la categoria giovani. E sto per leggere i loro nomi. Serena Trevisanato, Le mie strade. Chiara Pizzati, Ritorno a casa. Alessia Miriam Partenie, Io e me stessa. Daniele Calderan, Le mie strade. Anna Chiara Rossi, Sidera. Sofia Giacomin, Siderum. Martina Filippi, La risata dell'anima. Congratulazioni e complimenti a tutti voi. Un applauso per favore. Grazie. Mi scuso se l'accento di qualche cognome mi è sfuggito, ma noi veneti, come sapete, per quanto ci si impegni, qualcosa poi è sempre lasciato alla creatività. E così ci avviciniamo alla terna dei finalisti e sto per pronunciare il nome del terzo classificato di questo premio letterario per quanto riguarda la sezione giovani. Il nome è Giuseppe Piccinelli e il titolo del racconto Le strade che sognavo. Viene a consegnare il premio l'assessore Paola Mar. Grazie assessore. Complimenti. Grazie, grazie. Emozionato? Leggerò la motivazione della giuria. No, rimani finché leggo la motivazione della giuria, scusa, è importante. Prego. Allora, il racconto conciso, empatico e incisivo, un modo insolito, delicato ma non patetico di raccontare la malattia e scegliere la vita, intesa come qualità
esistenziale, irrinunciabile. Era giusto che tu ci fossi per questa motivazione. Complimenti. Complimenti. Mi dicono che questo ragazzo studia al liceo Barbarigo di Venezia. No, è vero, perché poi tra l'altro quando sono arrivati tutti i racconti, quando sono arrivati i titoli, giustamente non si sapeva né l'età, né se fosse un ragazzo, una ragazza, un maschio o una femmina, oppure quale che fosse l'origine. E quindi complimenti, grazie ancora. Ed ora ci avviciniamo alla seconda premiazione, ovvero al secondo, chiedo scusa, al secondo classificato per quanto riguarda la categoria giovani. Il nome è Anna Chiereghin e il titolo del racconto Non è vita. Consegna la targa Cesare Campa. Prego. Anna, complimenti. Ecco, e mi dicono che l'assessore Mar le consegnerà l'antologia. Bene, ora io leggerò Foto istituzionale. Prego. Bravissima, complimenti. Questa è la motivazione della giuria. La malattia viene tratteggiata con una delicatezza dolce amara che permette di medesimarsi nella protagonista e percorrere con lei un iter che lascia presagire la rinascita. Non è vita si distingue per un'alternanza di metafore e dettagli concreti, oltre che per l'explicit incisivo. Complimenti, bravissima. Ed ora siamo giunti, ci sono? Sì, ci siete, benissimo, al vincitore. Il primo classificato di questa premiazione per il premio Mestre Giovani. Il nome è Giulia Peretti e il titolo del racconto Il bivio. Invito qui nuovamente il presidente della giuria, Fulvio Ervas, a consegnare la targa come riconoscimento. Grazie Giulia, complimenti. Prego Giulia, accomodati qui. Presidente, complimenti. Ecco. Come dicevo, ha vinto il racconto Il bivio. Ed ora Giulia, se rimani qui con noi un istante, ti leggerò le motivazioni della giuria. È una lettera, un itinerario di vita vissuta rivolta al proprio padre. Scritta con freschezza, ci racconta proprio delle biforcazioni, delle scelte, dei bilanci, dei nuovi percorsi. In questo la richiesta dolce che un padre ci sia, per crescere ancora insieme. Grazie, grazie e complimenti. E questa volta il nostro attore, Francesco Gerardi, ci leggerà un estratto di questo splendido racconto. Grazie Francesco. Il bivio. Sandona di Piave, 8-10-19. Caro papà, come stai? È da un po' che non ci sentiamo, forse troppo per una figlia e il suo papà. Però da 16 anni a questa parte ci ho fatto l'abitudine ad averti solo quando è più comodo a te. Ho così tante cose da raccontarti, papà, che forse una lettera sola non basta. Cercherò quindi di parlarti a cuore aperto delle mie strade, di quelle che ho percorso e di quelle che ho perso, di quelle che ancora adesso sto percorrendo, delle strade da cui ho deviato per poi riprenderle, perché sono in costante confusione tra la persona che sono e quella che voglio essere. Strade che ho preso puntualmente senza di te. Ho conosciuto tante persone, tanti amici, alcuni dei quali però hanno intrapreso strade diverse. Con altri è rimasto solo un misero saluto, altri invece sono entrati nella mia vita in punta di piedi e se ne sono andati in egual modo. Poi ci sono gli amici di una vita. Quelli che senza dubbio ci saranno sempre, che non smetterò mai di ringraziare, perché ognuno di loro mi ha donato qualcosa che ha contribuito a rendermi la persona di adesso, fragile e forte.
allo stesso tempo. Poi, papà, ho incontrato un'altra persona che è stata davvero fondamentale, lo sai? L'unica persona che io abbia mai amato, e sì, è un parolone, ma l'ho amato per tutto il tempo che ho potuto e anche quando non potevo più o non avrei più dovuto. Immagino già l'espressione severa dipinta sul tuo volto dopo aver letto queste ultime righe. Come posso immaginare la tua voglia di sentirti padre ora, mentre pronunci la solita frase: potevi presentarmi questo ragazzo, così facevamo due chiacchiere, come se questo gesto potesse cambiare una quasi totale vita senza di te. Non te l'ho mai presentato, però a lui ho parlato di te, sa tutto. Ed è stata l'unica persona che mi ha donato la forza di farcela sempre, perché anche se la forza di affrontarti non ce l'avevo, lui mi dava la sua. Vedi? Fanno così le persone che amano. Restano nonostante le difficoltà o le fragilità dell'altro, cosa che tu devi ancora imparare. È stato il mio primo amore, papà. La mia strada si è incrociata con la sua e non potevo essere più felice di così. E come tutte le strade, però, prima o poi si incontra il bivio. Lì ci siamo divisi, ognuno per la propria strada, restando sempre però con il cuore in quel lungo viaggio fatto assieme. Ma va bene così. Sono cresciuta, sono cambiata e maturata. Non cambierei nulla, niente di tutto quello che è stato, della persona che ero, perché è grazie alle scelte che ho fatto se ora sono così, se sono qui ora a scriverti questa lettera che sinceramente forse non meriti, ma ti voglio bene, nonostante tutto, sei il mio papà, no? Allora eccomi qui, nuovamente ad un bivio, tra il darti la possibilità di entrare in modo degno nella mia vita e il non farlo. Prima di percorrere una delle due strade ci ho pensato a lungo, non è stata una scelta facile, però sono qui e ti sto venendo incontro. Quindi ora è il tuo momento di scegliere. Ti senti pronto a una responsabilità così grande? Sei pronto a rialzarmi ogni volta che cadrò e a insegnarmi le cose che solo un padre può insegnare a propria figlia? Decidi con calma, senza fretta, che le scelte così hanno bisogno di tempo e io sarò qui a aspettarti nello stesso punto in cui ci siamo persi quella volta. Ti voglio bene, papà. Tua figlia. Complimenti, complimenti e congratulazioni. Bellissimo, commovente. Bene, siamo giunti... Possiamo raggruppare tutti i vincitori? Prego. Ditemi, volete foto istituzionali? Posso dare i saluti? Poi no, non si fanno foto istituzionali. Vi volevo dire invece che sono felicissima e vi ringrazio, anche se, come ha giustamente detto Cesare Campa all'inizio di questa serata, è un momento molto delicato, però comunque il fatto di riuscire a raggiungere questo traguardo di questo premio che, come avete potuto vedere, è stato ambiziosissimo, è un premio splendido che veramente dà delle grandi opportunità ed è sinonimo di cultura. E quindi io non posso fare altro che invitare nuovamente qui a fianco a me Cesare Campa, perché come avete visto è indispensabile, e ringraziare tutti voi per il sostegno, tutti coloro che hanno partecipato, tutti coloro che insomma, sono stati attivi per questa iniziativa e darvi il benvenuto per il premio del prossimo anno, chiedendovi di continuare a condividere le vostre storie e i vostri sogni con noi. Mandateci tantissimi racconti. Cesare, so che ci sono dei ringraziamenti da fare, visto che siamo giunti a fine di questa serata. Io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, coloro che si sono impegnati per portare a compimento questa nostra iniziativa, che è la prima di una lunga serie, professor Erbas, lei ha perfettamente ragione, noi dobbiamo continuare. Certamente la prossima edizione risentirà anche di questo periodo un po' triste che stiamo vivendo, ma questo periodo anche intenso, perché anche in questa situazione di difficoltà abbiamo scoperto altre maniere per comunicare, per stare assieme e per vivere la nostra vita. Volevo ringraziare in maniera particolare l'amico Aggio che cura il nostro sito e che mi ha appena comunicato che da domani mattina tutti i 20 racconti saranno leggibili nel sito www. Premio Maestri di Pittura, ma poi magari
Sì. La nostra ricorderà meglio di me questa cosa. Nel senso che appunto... E poi dobbiamo concludere qua. Mi dispiace che abbiamo dovuto stringere i tempi, abbiamo fatto un esperimento, spero che la serata sia stata piacevole. Vorrei dire all'assessore Mar, e io la ringrazio, che lei ha sulle spalle oggi la responsabilità, visto che rappresenta tutta l'amministrazione e porta i saluti del sindaco. Vede Assessore, noi vogliamo ringraziare gli amministratori che hanno creduto nelle nostre iniziative, ci hanno spinti dal primo momento. Anche il premio letterario diventerà qualcosa di importante come il premio Maestri di Pittura. Un grazie e un applauso a tutti voi, un grazie all'amministrazione e arrivederci molto presto. Grazie. Volevo ricordarvi che da domani sul sito del Circolo Veneto saranno disponibili tutti eventi e racconti che hanno partecipato a questa prima edizione del premio letterario Mestre. Grazie, grazie a tutti.